Ciao ragazzi, uova e asparagi, un classico della cucina veronese e non solo. Gli asparagi me li avete visti raccontare nei giorni scorsi, adesso è tempo di passare all'azione perché, come dico sempre, la fede senza le opere rimane lettera morta. E allora sono venuto a trovare Damiano, siamo venuti a trovare Damiano e dico siamo perché adesso in cucina vi faccio vedere cosa sta preparando lo chef qui al Laghetto dei Salici. Emidio è il presidente, è già sentato a tavola, non dico altro. Caro Emilio, qui si nota la differenza tra chi comanda e chi lavora. Però ci siamo trovati qui perché Damiano, lo chef, ha preparato qualcosa di straordinario con le asparagi. Eccolo qua, guarda. Eccomi qua, ragazzi. Ullala. Cos'è questo? Questo è un antipasto. Ti ho preparato questa insalatina con i tuoi asparagi bianchi, tagliati molto sottile, accompagnati con 2 gamberi a vapore e una salsina con della senape e miele di nostra produzione, delle nostre api. Te l'aspettavi tu? No, non me l'aspettavo perché la tradizione è quello del classico aspargo con l'ovetto e così. Qua inventano, promuovono, fanno di tutto e sono bravissimi. Dopo qua Damiano è un qualcosa, non ci sono parole da accreditargli perché Emilio, sono piccole. è diventa freddo. Cominciamo allora. Va bene, dai. Quanto è cambiato l'approccio alla gastronomia in seguito anche al lavoro che avete fatto di valorizzazione dell'aspargo? È cambiato, si è migliorato, questo grazie al merito anche a questi ristoratori che sanno a fare dei piatti eccezionali che tempi fa non esistevano, non c'era la capacità, adesso hanno un prodotto che è validissimo e con questo si applicano a fare queste meraviglie nel piatto quando sei a tavola. È quello che dà anche più valore al nostro lavoro e più valore al nostro prodotto che portiamo nelle tavole, perché preparati questi piatti così il peccato solo che l'aspargo ha solo una vita breve, questi 2 mesi di raccolta, di produzione e poi abbiamo una stanca di tutto il resto dell'anno. Non c'è l'aspargo che puoi gradire tutto l'anno perché c'è, ma non si può portarlo sulle tavole perché l'aspargo ci vuole fresco, raccolto e portato qua da Damiano e poi Damiano fa questi miracoli. Emilio, guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Questo qua è una crema di asparago verde accompagnata con della burrata e il guanciale croccante. È una meraviglia solo a guardarlo. Lo sta mangiando allora? No?
si riscopre il senso della tipicità attraverso questa preparazione, secondo te? Sì, si riscopre, anzi si migliora la tipicità di questo prodotto, soprattutto di questo, e del nostro lavoro di agricoltori. Certo. Che abbiamo perfezionato la qualità del prodotto, l'abbiamo migliorato, ci dà questa soddisfazione quando la mattina vai là, apri il telo e vedi tutte queste belle puntine bianche così. Non mettiamolo sotto l'aspetto economico, va bene anche quello, ma il piacere di chi ama il lavoro, io amo il lavoro perché alla mia età potrei lasciare lì e fare il pensionato, il piacere è quello. E allora qui dobbiamo secondare anche questo piacere nostro del lavoro là, anche nei piatti qua, e allora bisogna fare la linea con i ristoratori. E infatti riscoprire la tipicità è un valore che contagia i ristoratori, che hanno il coraggio di andare a ricordare ciò che si mangiava un tempo e proporlo anche oggi. Guarda cosa arriva adesso. Avanti il signor Damiano, guarda che roba. Messo, Emilio. Che Voglio sorprenderti oggi, Emilio. Allora, ti ho preparato, Emilio, un pesce gatto in tempura, che so che a te piace tantissimo, e l'ho accompagnato con i tuoi asparagi verdi, sempre in tempura. Assaggiali, sono una specialità. Adesso sentiamo e ti diamo una votazione. Grazie. Credo che sia alta. Perché il pesce gatto un tempo era molto ricercato, era la sopravvivenza questa. I nostri tempi, qua mi porta indietro di anni, che quando si andavano quei piccoli fossati che c'era da prendere, e c'era questi barbetti, pesce gatto, ma il barbo nostro qua è così, e poi anche l'altro pesce che non lo vedo più, qua solo da Damiano c'è, nel suo laghetto, la tenca. Sappiamo cos'è la tenca, è un altro pesce che ha un sapore che è meraviglioso. Qua mi stupisce e non vedo l'ora di cominciare qua. Saltavi da cattivi fossi palla lunga come... No, io saltavo dentro per prenderli io. Beh, insomma, non abbiamo da mai. La vediamo? Sì, bene, se vogliamo un dolcetto. Vogliamo un dolcetto adesso. Quello ci sta. Sono curioso. Con l'asparago? È bravo se lo fa con l'asparago. Vieni Damiano, che è tutto qua, che è Qua, tutto. signori. Guarda che roba. Emilio. Colpo d'occhio Oh, eccezionale Damiano, devo dire, colpo d'occhio eccezionale. Grazie. Bellissimo. È una cheesecake. Abbiamo una base di biscotto alla nocciola, la classica crema ai formaggi e una confettura con i tuoi asparagi verdi. Ti aspettavi mia? No, non me l'aspettavo, anche perché sono un vecchiotto che è ancora sul classico di una volta. Qua si fa delle novità. Damiano, ti apre la mente. E anche stomaco perché sta a quattro mani del gusto. Sì. Adesso vediamo cosa dice il palato, ma sono sicuro che dice bene. Vedi che anche il colore del cheesecake è verde? Certo. È fatto con l'asparago verde, vero? Sì. Qua si vede così. Ma lo inserirai nel tuo menù davvero questo? Non lo so, adesso vediamo il Siamo le cavie. adesso nella cavia, vediamo, Vabbè, facciamo la prova del assaggiamo nome. e poi Storicamente affrontiamo questa prova. Sono sicuro, una meraviglia così. C'è un profumo sì, incredibile. Bene. Buon proseguimento. Io ringrazio Emilio, ringrazio Damiano Grazie a e voi. tutto lo staff del Laghetto dei Salici. Continuate a seguirmi perché di tipicità ve ne farò vedere ancora molte. Ma intanto se fermiamo su queste la tastiamo. Una roba lotta, vero? Saggezza contadina. No, bene. Vito, Adesso imparare. Stefano, possiamo mangiarlo? Ho finito di parlare.